in contemporanea si è giocata a Roma-Bologna, la sconfitta della Roma che perde 3-2 contro il Bologna, e noi siamo in grado eccezionalmente di andare, pensavamo dalla sala stampa dell'Olimpico, ma ci hanno detto che non c'è già più. Vediamo da dove è collegato. Buongiorno mister Juric, buongiorno. Ascolta, Sì. no, metti su, sì, no, cioè metti su per che sto arrivando a casa, sì. Metti su. Sì, no, ho fatto prima io, cioè, è pagliacciata questa, quella cosa è la pagliacciata, grande cagata. Pensavamo di collegarci eccezionalmente dalla sala stampa dell'Olimpico. Stavo leggendo a Roma una parte della curva sud, abbandonato l'Olimpico all'intervallo. Cori pesanti, la Gazzetta riporta avete rotto ma non so cosa si intendesse. Avete rotto equilibrio. Ah, l'equilibrio, Sì, ok. cioè, quelle cose là, cioè Roma bella, gente da bella, finestrino, simpatica, bello, però cioè, uno deve avere anche minimo di serenità di lavorare, che la sia finita. Ho preso il primo treno che va a Paradiso Città. La vedo abbacchiata, mister Juric. Cioè tu allora fai apposta a mettere dito in piaga. No, Cioè, io... io ho provato, cioè Roma era grande occasione sì. di mia vita, cioè come quando tu trovi Bella Stropa, Eccolo no? che Cioè, parte con le sue Stropa che metafore, a sì. te è piaciuta sempre, Sì. no? Cioè anche magari fino da elementari quando tu Ah, avevi vedi. brufoli in faccia, Sì. e dopo tu trovi in festa, dici balli lento con me, lei dice sì. Tu provi a dare bacio con lingua trivela, lei dice sì. Sì. Solo che poi è stata sbandata di un momento, poi basta, non ti caga più. Adesso non so, io non so chi verrà, non so che sarà, chi lo sa.